In questa terra d'esame e dolore per pagare un pezzetto ormai di su morente su fame dove so sopra non viene nulla si non ammento de umanità di storia in questo tempo. Buonasera! Sta per iniziare una nuovissima puntata e stiamo per visitare il nuraghe Bidi Ginzu di Ploaghe, provincia di Sassari. E subito dopo vedremo un nuraghe Nieddu di Condrongianos, tutti in provincia di Sassari. Ci raccomandiamo sempre, iscrivetevi al nostro canale YouTube, mettete anche la campanellina perché questo è il miglior modo per poterci aiutare a diffondere le bellezze di questa regione. Non dimenticatevi anche di seguirci su Facebook e su Instagram dove pubblichiamo foto, articoli, interviste eccetera, ma visto che la sera sta scendendo andiamo a visitare tutto quanto, ma subito dopo la sigla! Ci troviamo in un momento della giornata molto particolare, sono le 17:20 del primo giorno in cui è tornata l'ora legale. Come potete vedere siamo a qualche centinaio di metri d'altezza in località Ploaghe e stiamo godendo di una vista veramente meravigliosa. Ma visto che è già abbastanza tardi, entriamo all'interno di questo nuraghe a Ploaghe, fa anche rima. Allora, entrando possiamo vedere che è utilizzato attualmente da i contadini locali per poter appunto tenere il fieno. Qui abbiamo una primissima nicchia sulla destra abbastanza prolungata, sulla sinistra troviamo le scale per andare verso l'alto. Vedremo poi se riusciremo perché oggi ha piovuto molto e quindi dovremo cercare di capire se è il caso. E adesso, sempre con una certa emozione, proviamo ad entrare nella stanza principale del nuraghe. Io tengo gli occhi chiusi finché non arriva la luce. Ok, perfetto. La Tolos è completamente intatta e abbiamo le classiche 3 nicchie, una alla vostra destra, una al centro e l'altra tutta sulla sinistra. Sembra che si tratti di basalto scuro, speriamo di non sbagliarci. Ora proviamo a vedere se è possibile salire in alto. Dunque, proviamo ad arrampicarci, però a questo punto dovrei mettere un attimo via il telefono. Posso facilitare l'operatore. Questa parte della salita
non è molto agevole, avendo anche piovuto da poco. Però riusciamo a salire ulteriormente. Ecco, diciamo che purtroppo ci dobbiamo fermare qui, in quanto c'è un crollo e poi esiste della vegetazione che chiude il passaggio, e direi che ci possiamo accontentare. Comunque veramente molto affascinante, come tutti i nuraghe. Nei vecchi non mi scallata, che su cuore in trebolea, sovento chi mi trumentata, che cosa luce sempre, su che luci massimizzata, che cosa mano forte chi, cosa chi macca sazzata, so chi cande. Ci troviamo di fronte a questo imponente nuraghe. Come potete vedere presenta due principali colorazioni, una che è quella nera, che dà anche il nome a questo nuraghe Nieddu. Nieddu in sardo significa nero, e una seconda colorazione è data dai licheni, che conferiscono appunto questo ulteriore colore giallo. La Tholos ha un'altezza di circa 11 metri e possiamo vedere che qui in basso c'è un ingresso che è completamente ostruito, purtroppo, e quindi sarà sostanzialmente impossibile poter entrare. E poi invece su in alto abbiamo una finestrella e proviamo, diciamo, a indietreggiare il più possibile per cercare di capire cosa si può vedere da questa finestrella, ma diciamo non ci sono elementi particolari di cui possiamo parlarvi, insomma. Dai, non scarchire, mi stimata, che come ancora tremula, su male chi non si candata, che code occhi cos'ebbe, sta fetto chi mi caentata, che sa per murina, sa bene chi poi mi fissata, so chi cande ti intendere, coro meu, deur meu, so chi cande ti viere, flore meu, sole meu, tue narami Deus, si gustar dies, poden seguire prosta gente mea, si sa marea, narami tue, E con questa visita vi salutiamo, vi diamo appuntamento ai prossimi video. Abbiamo così terminato questa lunghissima giornata che abbiamo trascorso anche insieme all'amico Lele Salis della Tronos Digital. E che dire di altro? Buon nuraghe, buon panorama e alla prossima! Ciao a tutti!